Oggi da Re di Puglia, dal Sacrario, che è vestigia del passato ma rivolto soprattutto al futuro in questi momenti così difficili. Un riconoscimento importante a questa terra, anche perché l'impegno che c'è stato da parte della Presidenza del Consiglio, da parte del Ministero della Difesa, va nella direzione sicuramente di considerare il Sacrario uno dei luoghi più importanti, non solo per il ricordo del centenario, ma anche appunto per quello che è il futuro di questo Paese, un futuro, auspichiamo, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio del centenario della nuova guerra, di pace. Solo il primo di una serie di interventi che riguarderanno questo posto per renderlo ancora più attrattivo dal punto di vista anche turistico, oltre che della memoria. Non c'è dubbio, anche perché è sicuramente attrattivo per i tanti italiani e non solo, che vengono a ricordare un pezzo della loro storia familiare, ma anche a cercare di conoscere una storia che è una storia patrimonio di tutti e che oggettivamente ha bisogno anche di accoglienza delle persone che vengono qui. Oggi iniziamo tra l'altro con un'iniziativa molto importante e con un riconoscimento che ci fa veramente onore. La memoria è fondamentale anche per costruire il futuro. Ricordare coloro che si sono sacrificati per la patria in un luogo così importante e solenne ha significato, perché in questo modo si costruisce un'idea di paese e perché su quelle che sono le sofferenze del passato dobbiamo costruire invece un'Italia del futuro, dove quelle memorie servano a costruire un futuro di sviluppo e di felicità. Ok, bene, grazie.